Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di newsicilia.it. In apertura l'omicidio di Piero De Luca, 68 anni, ucciso nella notte a Palermo. Il delitto è avvenuto all'interno dell'abitazione dell'uomo sita al villaggio Santa Rosalia. L'aggressore sarebbe un ragazzino di 16 anni che si è costituito in caserma. Il minore ha raccontato di essersi difeso da alcune avanze sessuali da parte della vittima, un suo vicino di casa. Svolta sull'omicidio di Giovanni Perdichizzi, ucciso l'1 gennaio 2023 nel Messinese, i carabinieri del ROS hanno arrestato Salvatore Bucolo e Giovanni Crinò. Entrambi sono stati condannati la scorsa settimana alla pena di 30 anni di reclusione. Notte di fuoco a Santa Venerina nel Catanese. Un individuo col volto travisato da passamontagna avrebbe incendiato un'auto in uso alla polizia municipale. I carabinieri indagano anche sulla scorta delle immagini di videosorveglianza acquisite in zona. Rimaniamo nel Catanese per un incidente sul lavoro avvenuto ieri all'interno di un cantiere navale di Riposto. Sul posto la polizia locale e i sanitari del 118 che hanno soccorso il titolare dell'attività, rimasto ferito durante alcune operazioni. In chiusura sangue a Ramacca a causa di un'aggressione ai danni di un ventenne da parte di un 17enne del posto che è stato denunciato. L'episodio si è verificato nella notte. La vittima, un barista, sarebbe stata schernita da un gruppo di 6 giovani proprio mentre svolgeva il suo lavoro. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a stasera con nuovi aggiornamenti.